Salvo Barresi a questa presentazione del suo libro Girgenti Incantata. Da cosa nasce l'idea e quali sono i contenuti per cui leggerlo? Allora, il libro nasce intanto da un'idea che riguarda, diciamo, parte da Microstorie di Girgenti, che è la mia pagina Facebook che curo ormai da 3 anni e che è un contenitore di microstorie che vanno dal 700 al 900 fino ai giorni nostri, anche dalla storia dell'antica Grecia che riguarda l'antica Akragas. Girgenti Incantato invece, il mio libro, parla dei viaggiatori che sono giunti nella mia città, nella nostra città, tra il 700 e il 900. Ovviamente tra questi viaggiatori illustri, circa 30 che ho racchiuso in questa antologia, c'è Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, abbiamo Gustavo Chiesi, Marco Malagoli Vecchi e soprattutto Goethe, che è probabilmente il più conosciuto e il più prestigioso. Hanno girato la Sicilia tra il 700 e il 900, ma io mi sono soffermato sulla parte che riguarda Agrigento, perché è quella che mi interessava di più, è quella che viene raccontata in maniera anche contraddittoria, perché tra le bellezze della Valle dei Templi c'era anche quella parte di città povera, con diciamo delle problematiche inerenti alla popolazione che sicuramente non erano consone alla bellezza della nostra valle, per cui viene raccontato senza filtri da questi illustri viaggiatori. E dunque il libro, che è di 450 pagine, è venduto su Amazon, è solo esclusivamente su Amazon, basta scrivere Girgenti Incantata su Google o direttamente su Amazon per farlo arrivare, insomma, nel giro di pochi giorni. Invito i lettori, soprattutto gli appassionati di storia agrigentina, ad acquistarlo, perché vi sorprenderà per tutte le sfaccettature, tutte le sfumature che vengono evidenziate in questa pubblicazione. Ci sarà anche Mario Portolano tra coloro che hanno fatto la preparazione di questo libro e la presentazione in un parterre, diciamo, particolare della Valle dei Templi. Mario Portolano, perché siamo nella casa del bisnonno di Mario Portolano, che fu Calogero Portolano, che ovviamente è il suocero di Luigi Pirandello, per cui questa location eccezionale, questa atmosfera con la Valle dei Templi alle nostre spalle non poteva essere migliore. Mario ovviamente è giunto da Milano appositamente per la presentazione del libro, nei giorni passati è stato ovviamente invitato in varie manifestazioni riguardanti l'anniversario della nascita di Pirandello, ed è stato anche sorpreso un po' dall'atteggiamento degli agrigenti, non si aspettava questa accoglienza, per cui sono contento che oggi ci sia pure lui, che ha curato la prefazione di questo libro. Ha viaggiato tanto Mario Portolano, e dunque quale migliore personaggio poteva raccontare e presentare soprattutto questa pubblicazione. Anche Marcello Giavarini. Marcello Giavarini, sì, perché lui ovviamente è un appassionato di storia, Agrigento ce l'ha nel cuore, per cui non poteva mancare, e ha chiesto proprio di scrivere qualcosa riguardo questa pubblicazione. Non potevo esimermi dal negare questo piacere a Marcello, e sono onorato veramente di averlo tra gli autori di questa pubblicazione, di questo libro. Marcello Giavarini tra gli ospiti particolari della presentazione del libro Girgenti Incantata, in questo posto che fu, diciamo, carissimo a Luigi Pirandello. Devo fare intanto i complimenti all'amico Barresi per la sua iniziativa. È un libro che ho letto tutto d'un fiato, perché racconta le microstorie di questi personaggi illustri che sono venuti nel 1700, verso la fine del 1700, esatto, il 900. Ma mi ha colpito perché abbiamo letto una storia vista dagli occhi e raccontata da persone che portavano una cultura diversa. Quindi è stato veramente... E tra l'altro, secondo me, dovrebbe essere un libro da poter farlo leggere ai ragazzi delle scuole medie e anche i piccolini della provincia di Agrigento. Sì, lo doneremo infatti alle biblioteche sicuramente della provincia di Cata, Agrigento, per cui sarà aperto a tutti, disponibile a tutti, perché tutti devono conoscere la storia della nostra città, che c'è di più di quello che si sa, si conosce. Esatto, ma ripeto, vista dagli occhi di personaggi illustri che portavano una cultura completamente diversa. Ha dato anche il suo contributo al libro. Sì, Salvatore mi ha chiesto, io per queste manifestazioni culturali quando posso ci sono sempre.
Mario Portolano, a questa presentazione del libro lei ha curato la prefazione, ci dica qualcosa? Precisamente, io sono stato invitato dall'amico e cugino Salvo Barresi alla presentazione un po' della sua opera interessante di Agrigento incantata, e perché c'è anche un fattore che segue la mia famiglia, che era di Agrigento, erano i proprietari di questa location che è la Villa Rosalia, che è quella di mio bisnonno, che la fece costruire nel 1898, alla nascita anche di mio padre. E niente, ho colto questa occasione, qui ho trovato tanto calore di caldo che c'è e tanto calore umano degli agrigentini che vedo partecipi a questi eventi e così via. L'opera è interessantissima e spero che ci sia anche poi un seguito nei volumi, perché questo qui è il primo volume che Salvo ha intrapreso, poi le sue ricerche storiografiche del territorio presumo siano ben condotte. Perdonami Arturo, lui diceva l'amico Mario cugino perché abbiamo scoperto attraverso queste ricerche per caso una mia lontana parentela con Caterina Ricci Gramitto, mamma di Luigi Pirandello, che per varie circostanze si va a collegare attraverso la Rosalia, aiutami, Tommasi, Angelina Tommasi, con la parentela dei Portolano, per cui siamo larghissimi parenti con Mario, anche se però infatti sì, nel libro l'abbiamo pure scritto, questa mia lontana parentela, che è stata proprio una sorpresa bellissima ed eccezionale di mia lontesima parentela con Caterina Ricci Gramitto, che era dalla parte di mia madre, perché tutte e due le famiglie erano di Agrigento. Mio bisnonno era il barone Gerardo Tomasi di Lampedusa, che sposò Emma Oates, che poi si pronuncia diversamente, che in seguito familiarizzarono tutti con i Pancamo di Agrigento. C'è tutta una storia. Io sono in giro per fare le mie ricerche, come ieri sono stato anche all'Archivio di Stato perché mi serve un sacco di documentazione, però ho trovato molta difficoltà, un po' per questioni organizzative, manca un po' il personale e così via, e poi perché non conoscevo tutti questi archivi, ce ne sono diversi. Adesso in questa volta riesco a fare una certa parte delle mie ricerche, poi ritornerò presto, sperando sempre di esserci in un futuro, e basta, tutto così. Un giovincello di 79 anni, il 80, nostro Mario. 80 già compiuti? Non ancora, ma siamo lì. Ma 79 sono, Mario, scusa, per cui dico, lo rivedremo senz'altro nei prossimi mesi. Speriamo. Ma a dire il vero, ho ancora 16 anni, credo di rimanerci. Dai, è una roba. Dai.